Bene ragazzi, allora abbiamo deciso di provare a fare insieme degli esercizi di tattica ad oltranza e ne abbiamo già risolti 20, i primi che erano più semplici. D'ora in poi che il gioco si fa duro, i duri iniziano. Qual è il a, detto? a Quando giocare. iniziano a giocare. Quindi siamo i neri e dobbiamo cercare di capire come si risolve questo problema. Allora, prova a dare qualche consiglio, magari diciamo, qualcuno sa più o meno come potrebbe risolvere delle posizioni e qualche consiglio utile magari sarà interessante per molti altri. Sicuramente è importante vedere la posizione del re. Questo, diciamo, noi sappiamo già che questa è una posizione di un quiz, quindi c'è una soluzione. Però immaginate che siete in partita e questo non lo sapete. Ci sono delle situazioni e delle posizioni che possono essere utili e che possono richiamare a qualcos'altro. Ad esempio, qui ho colorato i due re si trovano in opposizione, vuol dire che si tolgono spazio a vicenda. E cosa mi potrebbe far venire in mente? I due re sono in opposizione, ci sono le torri in gioco, allora io so che nel famosissimo finale di torri la posizione finale di scaccomatte è quando i due re sono in opposizione e poi la torre riesce ad attaccare il re avversario. Quindi intuisco che la torre debba andare qui. Qual è il modo più veloce per portare la torre in H5? E allora liberare la strada. Quindi qui la soluzione è cavallo scacco, torre H5 e ho riconosciuto quelle due posizioni, quindi l'opposizione al finale Certo. di torri, che poi mi hanno portato alla soluzione vincente. Ok, cavallo 5 per il nero, abbiamo tutto il tempo che vogliamo a disposizione e qui la prima cosa che salta all'occhio è chiaramente che la donna lungo il suo percorso incontra il re avversario, quindi qui si è creata un'inchiodatura e allora direi che F4 è sicuramente la mossa migliore. Quindi F4 elimino un pezzo, su questo scacco me ne vado e sono Uh, soddisfatto della posizione. E qui siamo il nero e chiaramente questa è una posizione più complessa perché abbiamo tre pezzi per la donna che sarebbe un vantaggio perché anche sommando i vari punti dei pezzi questo significa il nero in vantaggio, però sono tre pezzi che non sono coordinati tra loro. eh sì, la torre E sotto. la torre, come vedete, sì, diciamo abbiamo tre pezzi su tre traverse diverse, quindi non sono coordinate. E da parte del bianco vuole dare scacco, comunque E promuovere. è molto vicino alla promozione. Cosa fare? Abbiamo la sensazione di attaccare? Probabilmente sì. Le prime mosse da analizzare sono quelle che danno scacco, quindi il mio punto di partenza è scacco, scacco, scacco o scacco. Poi per ovvi motivi inizio a escludere perché se do scacco, se dessi scacco con l'alfiere lui mi mangia la torre e quindi poi l'attenzione si riduce a queste due mosse. Chiaramente la torre Certo. qui è in presa e allora il punto di partenza sicuramente è questo. E il re dell'avversario è alle strette, è alle corde, all'angolo della scacchiera, quindi l'attacco su case bianche per poi attaccarlo su Perfetto. case nere. Continuiamo. Allora, quello che mi viene in mente è un consiglio che riguarda tra virgolette, utilizzo questa parola ma non voglio sminuire il cavallo. L'inutilità del cavallo Eh, contro i pedoni laterali, vero. perché il cavallo è molto limitato nel controllare i pedoni laterali, infatti se questo pedone riuscisse ad andare avanti, il cavallo non riesce a bloccarlo. Allora cambio le donne e poi promuovo. Tra l'altro, esatto. E poi fortuna vuole, quiz vuole che mangerò anche quella donna lì. Ok, si continua. La mia attenzione è data dal fatto che ho questa coordinazione che punta l'alfiere avversario. E lui porta un cavallo al centro e la mossa vincente è cavallo cattura cavallo Sì, perché poi da qui difenderò il mio esatto. cavallo, quindi il mio alfiere sono in grado di tornare indietro e nel mentre avrò poi la Niente. coordinazione vincente. E questo è molto facile, il tema è l'adescamento e quindi la donna attacca la donna avversaria che è difesa dal re bianco. Se il re in qualche modo va via, la donna del bianco è persa. Quindi io do scacco, allontano forzatamente il re e a questo punto mangio la donna. Ok, andiamo avanti. Vediamo un po'. Qui la tattica potrebbe essere forse fare 3, attacco la donna, attacco il cavallo Mm. e probabilmente 3 è la mossa giusta. Ci sono anche dei temi di matto possibili. Ok, e Ah, 3
Poi la vedremo perché non è la mossa giusta. E forse c'era qualche erede di matto. Continuiamo. Allora, donna per G7 salta all'occhio e allora catturiamo. Ok, giusta questa. Questa è giusta. E la successiva è giocare sul fatto che la torre sia incastrata lì all'angolo, quindi Esatto. alfiere 5, lui mi cambia, l'alfiere riprende e ha perso. Si continua e qui c'è un tema di matto, coordinando questi due pezzi tra loro con i due pedoni che svolgeranno un ruolo importante. La prima è scacco. Se il re fosse andato qui, cavallo di 3 sarebbe stato matto. E adesso che re va in avanti, cavallo scacco, mossa importante perché il pedone difende il cavallo, a questo punto il matto del corridoio arriva lì sulla colonna. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Si continua, cavallo scacco per Ci ha il dato nostro scacco. avversario, però cavallo per B3 dovrebbe essere più che sufficiente. Ok, lui mi cattura, se catturasse di torre perde il contatto con la donna, quindi catturo di re e qui materiale in più. Si continua, questo alfiere da chi è difeso? Da nessuno. Cosa accade se lo catturo? Non lo so. Allora, potrei catturare o potrei fare re B2 per difendere. Però in realtà io lo catturerei. Ok, adesso Così. semplicemente semplifico tutto Alla 29esima. e sono soddisfatto. I miei cavalli sono forti, si crea un sovraccarico. Sovraccarico vuol dire che un pezzo del nostro avversario sta svolgendo più ruoli. E il pezzo in sovraccarico è la torre, deve difendere il matto della prima traversa e deve difendere anche l'alfiere. Quindi io attacco. Devo vedere se... Sì, da C2. Non gli è piaciuta, però sicuramente anche il Era cavallo C2 buono, era vincente. sì. E Sì, invece... se catturare subito la torre. Ok, questo è un finale di pedoni, ho cambiato rapidamente le donne perché so che il finale è vinto. E il finale si vince con il tema che il re conquista spazio prima che il pedone vada in avanti. Quindi re F4 è vincente. Qui c'è un tema di matto, sicuramente c'è un tema di matto affogato. E l'ultima mossa è matto di cavallo. La prima è questa, scacco di scoperta, scacco e matto di cavallo in D5. Wow. Vediamo quest'altra. Ok, lui sta minacciando torre per G4 e la prima dovrebbe essere... Ho due idee in realtà, ho sia torre F1 per non permettere torre per G4, che è probabilmente la mossa giusta, oppure altre idee, vediamo, oppure torre G7, però deve essere qualcosa di molto efficace, forse sì, torre torre F1 credo. È no, la... non gli è piaciuta. Ok, possiamo rivedere. Allora, vediamo quelli che abbiamo sbagliato. Ok, qui ho proposto E3 e invece semplicemente la cattura, ok. Sì, Cattura. effettivamente scacco, catturo la donna. Ah, Era c'era più scacco, facile di c'era quello scacco, che sì. previsto. Andiamo avanti. E qui ho proposto cavallo C2 e allora probabilmente la mossa corretta è cavallo D3. Vediamo. Ok, si cattura la torre. Ah, semplicemente catturare la torre, invece sono andato alla ricerca di scacchi matti. Ok. Ok, era facile anche questo. Andiamo avanti. E su questa torre F1 sono sicurissimo che vinca. Beh, Invece alfiere per D4, torre per G4, donna per G4, ok. Va bene, propone questa continuazione, ma probabilmente, questa è troppo veloce per me. probabilmente ce n'è un po' più di una. La donna va lì. Perché la donna deve difendere anche H3. Certo, se no prende il matto, quindi Quindi- è costretto a andare di torre. La sua donna è sotto attacco, il mio re è sotto attacco, io tolgo l'attaccante e la sua donna Ah, resta perché sotto scacco, attacco. certo. Quindi Sì, a questo ma punto... questa... sì, non erano impossibili. Beh, torre F1, dai. Torre F1 era molto affascinante, ma C'è tipo sono analisi sicuro... da qui. Mm, Tipo non ho idea. qui? Ok. E vediamo se Torre F1 porta al matto, c'è qualche difesa incredibile. Alfiere per... Ok, dice Torre per, io pensavo alfiere per H3 in questa posizione. E su Torre G1 pensavo di spostare l'alfiere dando scacco di scoperta.
E non funziona? E non funziona, c'è una difesa. Ok, secondo il software, il software di analisi, esiste una difesa che può portare il bianco a una vittoria. Forse sacrifica la torre, eh? No. No, è scacco di scoperta, come così. Sì, probabilmente fugge in G2 e poi si nasconde da qualche parte. Ah, Diciamo con un'analisi rapida della posizione e poi anche dal punto di vista pratico, diciamo che ci sono alcune mosse che contestualizzate poi in realtà vanno bene. Vi assicuro che con pochi secondi sull'orologio torre F1 è una mossa vincente indipendentemente chi sia il vostro avversario, c'è tanta tattica ed è molto difficile da tenere sotto controllo. Ok, allora direi che questo esperimento sulla tattica è andato a buon fine, abbiamo sbagliato 3 quiz. certo. E vi invito sempre, quando avete la percezione di attaccare, di analizzare gli scacchi, i pezzi indifesi, cercare quante case controllate intorno al re del vostro avversario e poi da lì quello sarà il vostro punto di partenza. Ok, Va bene. direi appuntamento al prossimo video e seguite Matto Scacco. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!